Bentornati e bentrovati a Storia, il programma che ogni giorno cerca di raccontarvi un po' la cultura dell'Occidente per capire di un po' la nostra storia, la nostra natura, il nostro desiderio umano. Siamo nel mondo greco, siamo nell'epoca tra la prima e la seconda colonizzazione, siamo quindi tra il 1000 e il 500 a.C. e siamo nell'epoca in cui si sviluppa la poesia lirica, in particolare la poesia giambica, che è caratteristica ed è importante perché è fondata sull'aggressività, un'aggressività che è un invito potente a togliersi, a distogliere se stessi da quelli che sono i malanimi della vita, i dolori dell'esistenza. Dove venivano recitati i giambi? Perché questo è importante ed è significativo. I giambi venivano recitati all'interno dei simposi. Abbiamo visto cosa fossero i simposi. I simposi erano queste riunioni aristocratiche, di aristocratici, che cercavano di difendere se stessi, la loro classe sociale, che all'interno di queste riunioni dove si mangiava, si beveva e si eccedeva anche, cercavano un po' di raccontarsi la propria visione del mondo e dell'esistenza. Ecco, dentro queste riunioni si tenevano i giambi. I giambi che cos'erano? Quindi erano delle invettive che erano state fatte che venivano fatte per parlare male di quelli degli altri gruppi, di quelli degli altri simposi. Quelli dell'altra famiglia si vedono un altro simposio, ecco, loro sono brutti e cattivi e noi invece siamo bravi e buoni. E quindi erano modi con cui si dileggiavano gli altri per affermare il valore di se stessi. Molto interessante perché questo non era semplicemente circoscritta alla famiglia, ma spesso e volentieri si ampliava alla città e quindi molte volte noi assistiamo a delle poesie, a delle liriche interessantissime scritte da dei poeti che sembra che ci parlino della loro rivalità personale con un'altra persona, ma in realtà ci stanno parlando della rivalità della propria famiglia, del proprio simposio, del proprio mondo culturale della propria città verso un'altra famiglia, un altro simposio, verso un altro mondo culturale, un'altra città. Quindi erano elementi che cercavano di giustificare la divisione. Vedete perché siamo divisi? Vedete perché siamo in guerra? Vedete perché ci contrapponiamo? Perché loro sono così e noi siamo così. E quindi era il tentativo di fare una polemica ricercata per giustificare se stessi e per spronare se stessi a non arrendersi di fronte al malanimo della vita. Questi due grandi motivi che animavano i giambi. Da un lato cercare una giustificazione alla propria appartenenza e dall'altro cercare in ogni modo di scrollarsi quella tristezza che animava il cuore dell'uomo. In questo contesto si inserisce il primo grande poeta di Giambi, che è Archiloco. Lo vediamo sempre qui, sempre domani, a Storie.